Domenica 23 e lunedì 24 novembre in Veneto si vota per eleggere il nuovo presidente della Giunta e il Consiglio regionale del Veneto. Ogni elettore riceverà una scheda su cui sono stampati i nomi dei candidati alla presidenza e i simboli delle liste che li sostengono. Si può votare tracciando un segno sul nome del candidato presidente oppure sul simbolo di una lista. In tal caso il voto è attribuito sia al candidato sia alla lista collegata. È prevista anche l'espressione di uno o due voti di preferenza per i candidati al Consiglio regionale. Se si esprimono due preferenze, devono riguardare candidati della stessa lista e di genere diverso, cioè un uomo e una donna, pena l'annullamento della seconda preferenza indicata. La legge elettorale veneta prevede il voto disgiunto. L'elettore può indicare un candidato presidente e contemporaneamente barrare il simbolo di una lista non collegata a lui. Questo consente una scelta più personalizzata. Si può sostenere una persona e al tempo stesso un partito diverso da quelli della sua coalizione. Se si vota solo la lista, senza segnare il presidente, il voto si estende automaticamente al presidente collegato a quella lista. L'elettore può scegliere una sola lista, non è previsto un voto multiplo su più simboli. Se invece si preferisce, può votare solo il presidente o entrambi, presidente più lista, oppure fare il disgiunto come detto. Le liste partecipanti devono superare una soglia di sbarramento per entrare in consiglio, il 5% per le coalizioni, il 3% per le singole liste. Più in generale, errori gravi nella compilazione della scheda possono portare all'annullamento della parte relativa a preferenze o liste, ma non sempre a quella per il presidente. Se si scrive il nome di un consigliere su una riga di una lista a cui non appartiene, quel voto viene comunque interpretato a favore della lista corretta. Si vota su 2 giorni, come detto, domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15. I seggi chiudono esattamente a quegli orari e l'urna viene poi sigillata per iniziare le operazioni di scrutinio. Appena chiusi i seggi, a partire dalle 15 di lunedì inizieranno le operazioni di spoglio. I voti per il presidente e per le liste sono conteggiati separatamente ma strettamente collegati. Il risultato presidenziale viene annunciato quasi subito, mentre per la composizione del Consiglio regionale potrebbe servire più tempo per distribuire i seggi. Non è previsto alcun ballottaggio. Secondo la legge regionale è eletto presidente chi ottiene più voti, anche senza una maggioranza assoluta. In più, se la coalizione del presidente vincente supera il 40% dei voti, ottiene un premio di maggioranza al 60% dei seggi del Consiglio. Se rimane sotto il 40%, il premio sarà del 55%.